Dai, io vado a far vedere. Questo. Non ci sento per loro, non stanno. Due stanno là. Due stanno qua. Sono 4. 5 stanno. 5. Eccoli. 27 punti e una sola lunghezza di distacco. La Roma Calcio 8 cerca il sorpasso ai danni di un Atletico Fiumicino che tanto ha convinto con la Pisana. Buonasera e benvenuti alla 21esima giornata di Serie A sul tappeto verde di Sport City. Due squadre in buona forma si giocano il pass per entrare nel palcoscenico delle grandi. Roma Calcio 8 che attaccherà da destra verso sinistra in maglia bianca, il Fiumicino risponde da sinistra verso destra, maglia rossa e nera, tutto pronto per l'inizio del match. Roma subito in possesso di palla, cerca di far girare il pallone subito dalla destra. Fare possesso palla a centrocampo, salgono subito i terzini, vediamo l'atteggiamento offensivo della Roma con un difensore soltanto che rimane dietro. Scambia ancora la retroguardia. Due attaccanti guidati da Bianchini davanti, il grande assente di oggi è Marco Maramao. Ora la Roma ci prova fronte destro d'attacco, subito, dopo pochissimo la Roma passa in vantaggio. 2 minuti e mezzo, 1-0 Roma. Gol che è stato siglato da Seferi. Fiumicino che prova ad attaccare subito dalla destra. Possesso palla, una Roma subito arrembante che inizia a giocare nella metà campo avversaria. 2 passaggi e Seferi si è trovato da solo praticamente a tu per tu con il portiere. Fronte sinistra ci prova il Fiumicino. Prova una dei tocchi, ancora Bianchini, poi il lancione sulla destra. Riesce a ragionare, palla a terra la Roma. E prova ad uscire dalla propria metà campo. Protezione del pallone da parte del numero 9. Pallone che viene perso, l'Atletico Fiumicino lo recupera. Fronte sinistro d'attacco, c'è spazio. Viene raddoppiato il giocatore da un altro giocatore della Roma. Adesso guadagna il possesso del pallone. Cambio di gioco sul fronte sinistro d'attacco. Ancora Roma che gioca a 2 tocchi, gioca anche molto bene. Adesso Liberti allarga sulla destra, c'è spazio ancora per Seferi, il tocco d'esterno, ancora lo scavetto, Seferi di nuovo a tu per tu con il portiere, viene chiuso all'ultimo minuto. Possibilità per la Roma subito. Cross basso, il pallone filtra sul secondo palo. Arriva il gol del 2-0. Roma veramente straordinaria. Gol che è stato segnato da Liberti. Gol che è stato siglato da Vannozzi. Fronte destro, prova a reagire l'Atletico Fiumicino, ora copertura incredibile, calcio d'angolo. 1-2 terribile della Roma, ora il cross va direttamente in porta, era addirittura un tiro, lascia sfilare Goletti che lancia ora sulla destra.
lancione profondo a cercare qualcuno. Ora il colpo di testa ai Gizi fa sua la preda. Roma che sta pressando nella propria metà campo, poi riparte facilmente con gli esterni, anche con Seferi centralmente che fa praticamente da collante. Ora ci prova dalla sinistra il cross al centro, pallone che viene doppiamente controllato da Seferi che è sul fronte destro d'attacco. Parte Seferi, elegante, doppi passi, Seferi, ancora Seferi, non riesce a servire un compagno sul secondo palo, veramente azione molto interessante. Prova a ripartire l'Atletico Fiumicino che ragiona centralmente, recupera centralmente, ci prova il numero 9 in maglia bianca, cross sul secondo palo, Liberti non arriva. Prova ad alzare il ritmo un Fiumicino che sembra quasi frastornato dopo l'1-2 terribile della Roma in 6 minuti. Centralmente ci provano i ragazzi in maglia rossa e blu. Ancora progressione centrale molto interessante, la conclusione da fuori, il tiro che finisce a lato, forse è stato deviato, reclamano un calcio d'angolo che adesso arriva. Secondo calcio d'angolo per l'Atletico Fiumicino che prova a reagire dopo un 1-2 terribile della Roma. Ora sul fronte sinistro prova una percussione centrale, possibilità di contropiede sul fronte sinistro d'attacco. Feola aggancia il pallone, va via due avversari, Feola con il destro. Questo è un grandissimo intervento di Egizi in calcio d'angolo con la manona. Secondo calcio d'angolo anche per la Roma, cross messo al centro, ragiona il Fiumicino. C'è spazio per uscire dalla difesa, c'è la progressione del numero 13 Mosciatti, adesso l'appoggio ad un compagno, si ripropone Mosciatti ma viene praticamente circondato da due avversari. Ancora il tocco centrale, c'è poco spazio, fronte destro d'attacco, il cross al centro, pallone che viene messo fuori ma anche raccolto dal centrocampo del Fiumicino. Poi ancora batti e ribatti, riesce a tenere il possesso della palla alla Roma e a ragionare. Liberti, retropassaggio, poi Lungolini, ancora il tocco, tutto di prima, il Fiumicino riesce a recuperare il pallone, passaggio in verticale centrale, ancora palleggia, due tocchi, fronte sinistro d'attacco, ora lo stop, ancora l'anticipo molto bene del giocatore della Roma che sulla destra avanza, poi si accentra, c'è spazio, pallone recuperato nuovamente dal Fiumicino, squadre molto allungate in questa fase della partita. Centralmente ci prova con il suo numero 8 che rientra aspettando l'arrivo di un compagno, Flore. Ha aspettato forse un po' troppo, la Roma recupera il possesso della palla e può ragionare sulla destra. Servizio De Aula, riesce ad andare via molto bene un avversario, tu per tu con Egizi, il tiro Egizi con i piedi. Ancora il Fiumicino prova a reagire nuovamente, la Roma terribile, Egizi ha salvato due volte il gol del 3-0, ora l'attacco centrale, pallone smistato sulla sinistra, possibilità 1 contro 1, centralmente il tiro che viene deviato, raccolto dalla retroguardia della Roma che può ripartire con Succi, l'appoggio ancora a De Aula che si sta muovendo veramente tanto e ha rischiato di metterla dentro, ancora il passaggio per Succi, fronte sinistro, rientra sul suo piede, viene contrastato e viene chiuso, si può ripartire, ancora sulla destra, avanza Flore, Mosciatti, servizio di Mosciatti sul secondo palo, l'uscita, incredibile, sbaglia praticamente a porta vuota. Alessio, oh, facci i coglioni, far difensore stai qua, però se tu vieni qua, dove sta? Basta Dauria, fa 3, mettiti a 3. Porca noia, porca.
sul fronte sinistro, il pallone scorre, nessuno lo raccoglie, quindi la Roma riesce praticamente indisturbata a giocare il pallone, poi l'Atletico Fiumicino riesce a recuperare la sfera e attaccare centralmente, fronte destro d'attacco. Ora la partita è molto bella, Mosciatti, ancora l'appoggio per un compagno, pallone sul secondo palo, ancora Mosciatti, anticipato nuovamente, può ripartire la Roma. Ancora Succi, centralmente Succi, sul fronte destro, Deola, l'appoggio dietro, Liberti. Ancora Liberti. Ora il Fiumicino non pressa a sufficienza, centralmente, la progressione centrale, il sinistro, ancora Egizi che si allunga. Sempre Seferi. Lancio centrale. Il portiere chiama il pallone, poi in qualche modo la difesa raccoglie. Fronte destro. Ancora Seferi. Si fa vedere Succi a centrocampo. E lui il collante tra la difesa e l'attacco. Ora il Fiumicino recupera un bel pallone con Mosciatti, che serve poi un compagno che accorre. Mosciatti si fa vedere nuovamente, cerca di proteggere il pallone il numero 2 in maglia rossa e blu. Ancora centralmente, l'attacco va via a un avversario molto bene. Si fa vedere Mosciatti sul secondo palo, il pallone per un compagno, il tiro e arriva puntualmente il gol del 2-1. È stato Flore. Lancione profondo, ancora Deola cerca di proteggere il pallone, non ci riesce. Si può continuare con la protezione del pallone. Il lancione sul fronte sinistro, riesce un difensore ad anticipare. Poi ancora il Fiumicino a ragionare in quella posizione del campo. Ancora Flore. Fronte destro d'attacco, Fognani. Fognani va lui. Mette al centro un cross che viene deviato, poi Succi, Fognani lo attacca, Succi riesce a proteggere il pallone, subisce fallo. Ancora Seferi. Ed è il giocatore che svaria dalla destra, poi riesce a portarsi via praticamente sempre due avversari e ad andare in porta, va a servire un compagno, ora molto bene in questa fase. Fiumicino che però perde palla, Succi Deola. Protezione di Deola, va via, due avversari, ancora Deola, il destro, arriva il gol del 3-1, implacabile. La Roma ha risposto subito a un Fiumicino che aveva provato ad accorciare le distanze con Flore. Ora sulla destra, subito Mosciatti va via, partita molto bella. Ancora Mosciatti, il tiro, con i piedi la respinta di Goletti. Succi, fronte destro d'attacco, la protezione del pallone di Seferi, va via ancora da solo Seferi. Si porta dietro un avversario, la scarica sulla destra, Deola al centro, Seferi aveva provato ad accentrarsi e recuperare un altro pallone. È stato molto bravo il difensore dell'Atletico Fiumicino a sventare il pericolo. La Flore reclama il pallone, eccolo qui, c'è ancora l'anticipo della difesa, poi di forza riesce ancora il numero 8 a tenere il pallone, c'è una sovrapposizione di un compagno, il lancione sulla destra, preciso, ma c'è anche la copertura del numero 11 in maglia bianca. Alcini che fa proprio questo lavoro qui, attacca creando superiorità numerica davanti, poi cerca di ripiegare e dare una mano ai due centrali di difesa. Ora il servizio, ancora Alcini che si ripropone nuovamente sulla sinistra, va via ancora il numero 11, viene chiuso.
Rimessa laterale in favore del Fiumicino, che riparte. C'è stata qualche protesta in questa fase, ancora fronte destro d'attacco, la possibilità del numero 10 in maglia rossa, il tiro in porta e la parata di Goletti.